qualsiasi cosa, camminate indietro, ok? Camminate avanti, bene, la chiudo girata e vado a fare il fermo. Cia, 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 subito cia, cia, cia indietro, esatto, prova con lui che così ti faccio subito sentire due cosine. Allora, 2, 3, cia, cia, 1, 2, 3, cia, cia, 1, già girato, 1, esatto, questo è cia, cia e 1 già girato, ok? Fai ancora fino a qua, quindi all'uno mi devi già chiudere girato. Lo faccio io che mi serve, perché sono nuovamente in fase di raffreddore. Sediti, se no Valentina non passa. Vai, preparazione, ok. Mi raccomando, gambe tesa, questo ballo, lo so che è veloce, strano che non hai fatto la rumba, perché solito si parte con la rumba, perché assomiglia a con la punetta, è più facile, ecco. Comunque tutti e due questi balli c'è proprio l'estensione del ginocchio, della gamba, mi raccomando non parlate con le gambe piegate, se no sempre seduta. 2, 3, cia, cia, 1, 2, 3, cia, cia, 1, esatto, avanti, avanti, dritto, dritto, no, questi sono due passi normali, da questa posizione, ok, passo, passo, bravissima, rimanendo con il peso sulla gamba davanti, esatto, ti giri e vai a fare cia 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 indietro, cia cia, 1, ci sei? Piccolino perché vedete altrimenti stappiamo via il braccio, vai, ancora. E arriviamo in quella posizione che si dice fan, quella aperta di fronte al pubblico. Quindi le gambe, tiro su qui, su, bravo, pancia dentro, testa dritta, ok. Tu neanche dirlo, vero? 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, cia, cia, 1, brava, ancora più piccoli, lo so, calma, si deve regolare, perché cambi quello che vedete tu. Spingi, brava, tiro su quel tallone, ok, tutto il peso sulla gamba destra, 2, 3, cia, cia, 1, 2, 3, cia, cia, 1, 2, 3, cia, cia, 1, eccolo, bravissima, tesa, tesa l'ultima, spingi, spingi, bene. Questa posizione si dice fan, quindi che siamo tutti belli aperti, un po' meno spanciato. Com'è il corpo? Ombelico verso la ballerina, spalle giù, braccio in angolo, oh là. Ecco, questa posizione si chiude in questa maniera, raccolgo la gamba destra e cambio peso, 2, tutta sta roba in 2, cia cia 1 e 2, ancora una volta, senza spostare il piede, questo arriva, esatto, e cambia, senza spostarlo in avanti, ancora, stendi, stendi, brava, cia, cia, 1, 2, vedi come lo sposti, perché non hai tutto il peso su questa gamba, ci schiacci sopra, invece io sono tutta sulla sinistra, però, esatto, tutta dietro, raccogli, no, senza spostarci il peso, solo punta, brava, cambia, eccolo qua, ok? Hai liberato la gamba sinistra, la senti libera di muoversi? No, prendi la destra, ancora. Stendi dietro, ok. Raccogli. Questo è un semplice cambio di peso. Sposto il peso, brava. Libero la gamba sinistra. Ok, adesso Michele ti alza il braccio, speriamo, e tu fai un cia 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 con la destra in avanti, con l'altra gamba. Esatto, aspetta che lo ricordiamo. Sì, stendi tutto, tira su qui ombelico, spingi su, raccogli, 2, 3, bene, adesso piccolino con la destra, quella che hai dietro, cia 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 verso Michele, cia cia cia, esatto, lo guardi, così ti accorgi se lo superi, lo devi superare, bene, aspetta, non esagerare, è alta però non è, ok. Ora andiamo a fare alemana, che è giro sotto il braccio, ok? Quindi cerchiamo di stare un po' più staccate, se no lo avanziamo benissimo. Da questa posizione, giro sotto il
braccio, passo, giro, cia cia cia, laterale. Ci sei? Dai, dopo è tutto facile quello che c'è dopo, solo il primo pezzo che è un attimino, ancora, un attimino complicato perché hai questi passaggi di copia che non li hai mai fatti. 2, 3, cia cia, 1, segui le gambe, 3, cia cia, gira, passo, piccolo, cia cia cia, piccolino, ok? Cambio, avanti, esatto, cia 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 con la destra, guardate bene, cia cia cia, alemana, passo, giro, cia cia cia, benissimo. Da quando sei con il braccio alto, qui, verso il piede, prima di fare l'alemana, io voglio che raccogli questo piede e fai un bel passo verso l'angolo della stanza, ok? Perché ogni volta che si fa un giro sotto il braccio non è un passettino pasticciato così tanto per fare un po' di caraibico, Da qua, dritto, dritto e laterale. Però solo il giro sotto il braccio, andiamo. Dritto, dritto, cia cia cia, molto meglio. Le gambe usate, cioè delle dritte. Ah, questo ginocchio, dritto, questo, dritto. Ok, non sederti. Vai ancora. Dritto, dritto, molto meglio. Da capo, fino qua, vai. Poi mettiamo un po' di musichetta, Stendi, tira su. Vai, Desiderio, alta, devi essere esatto, bella dritta, col tuo collo lungo. Sai la prima cosa che si insegna quando si fa la tina? È la posizione della schiena, La più importante ancora dei passi. Vai. Tu cosa stai facendo? Le vacanze? Dentro qua, su qua, giù qua. Vai. 2, 3, 4 e 1. 2, 3, 4 e 1. 2, 3, 4 e 1. Aspetta, 4 e 1 devi essere ancora indietro. Esatto. 2 cambi. 3 vai avanti, 4 e 1. Alemana, dritto, dritto, 4 e 1. Ok? Da qua, ultimo pezzettino che poi è facile, quindi lo puoi attaccare subito, una serie di New York e end to end. Allora, il New York, questo passo in avanti, l'avrai già fatto sicuramente, benissimo, noi ne facciamo 3, ok? E sul quarto facciamo il giro, spot turn, va bene? Poi ne facciamo 3 all'indietro, che si chiamano end to end, indietro, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, guarda bene i miei piedi, indietro, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, indietro, l'ultimo, sempre con il giro, poi questo fatto lo guida lui, non preoccuparti, vedrai che roba, vai, gambe dritte, ok, a me lo fai dall'inizio, no, parti, fai New York, fai questo pezzo qua nuovo, parti laterale, sì, no, non serve, poi ripartiamo dall'inizio, 2 mani, così glielo fai un attimo sentire la direzione, adesso mi raccomando tu, accompagnala, vabbè che sei abituato, però ancora di più se lei non ha mai fatto, devi imparare a guidarglielo, vai, cia cia, 1, 2, 3, cia cia cia, se ti ferma la mano torni indietro, quando senti che non te la ferma più, cioè adesso, giri, bravissima, all'indietro, end to end, un cia cia, e questo qua non l'abbiamo fatto, vero? Più o meno? Ok, allora, impariamo questo qui, copia, benissimo, allora, indietro bene, 2, 3, adesso hai 3 cia, uno laterale, uno dritto, esatto, e un altro laterale, proviamo di qua, indietro, laterale, dritto, laterale, ci sei? Prova, subito end to end, Michele. Vedete parte, primo, esatto, cia, 2 mani, cia, 1, indietro, end to end, dai, sveglia. Qual è? Quelli qual è? In avanti e New York, quelli dietro end to end. Cia, piede pronto, uguale a lui, piede pronto, cia, 1, 2, 3, cia, 1, cia, 2, cia, 3, 2, 3, cia, 1, cia, 2, cia, 3, l'ultimo fa così, guarda, 2, 3, cia, giro, cia, basta, fino qua, anche troppo, bravo.
scusate. Allora, un CD per me non ce l'abbiamo. Questo. Prendiamo. Provarlo intanto una volta, dai, prendo la musica. Provate, no? Così. Ma allenatevi, che arriva la Valentina, così sapete farlo tutti e due. Lo farai ancora per i prossimi 10 anni. Poi lo farai per 100 anni. Auguro per lui. Sono brava. Ciao. Ciao. La Vuoi sapere? sinistra e con la destra. Vai passare la Valentina. Ciao. Giro. Ciao. Stavo pensando oggi se riuscirà a fare un OI regionale, che ho visto, che è la 2ª di marzo. Dai. È stato un po' prestino. Vediamo come vanno avanti con i gialli, perché lì il problema. Ma io la destra a Gaga Danza prima del 21 l'ho fatta. Adesso sto provvedendo per certificato e per la FIX. Ah, bene, dai. Sì. Sto portando avanti nel non sapere. No, bene. Perché la Karin va l'11 febbraio. Allora, Sì? già che va lei, allora faccio tutti e due le visite. Che cosa fa il 12? E 12 vanno credo dalle parti del bastone del grappa, guarda. A Bassanova lo fare. La prima gara, bene. Semplicissimo. Allora, rallentatissima, proprio piano per vedere solo se i passi li abbiamo capiti. Provate, dai. Pianissimo. Spingo su, ok, dopo cominciamo a lavorare. Adesso guardate solo se avete in mente i passi. Vai. 1, 2, 3, cia. 1, 2, 3, cia. Passo, cia. Chiudo, cambio, cia. Mana, cia. Ok, ancora fino qua, un'altra volta. Allora, il problemino è un pochino nel hand. Da questa posizione, prova a metterti un attimo in questa posizione. Da qua devi essere molto veloce a fare questo, brava, e il passetto subito, piccolo sotto di te. Ancora. 2, 3, cia. 1, 2, 3. Vieni sopra col peso. 3, ti spinge più piedi, e poi con il destro, cia. Piccolino. Ancora questo. 2, dai bene. Guarda lo specchio. Cia. 1, 2. Ancora. Poi le gambe giù, stai su, tutto sulla sinistra, Chiudi e cambia. Avanti. Cia. Brava, pesa. Poi sulla destra ruoti e vai a fare la prima nell'angolo. Il giro. Prova con lui. Del Fendi che una volta. 2, su, stringila. 3, cia. 1, 2, 3, cia. Andiamo a destra. Te lo faccio io qua vicino. Guarda le mie gambe. Cia. 1. Clic. Cia. Apro, mana. Cia. Esatto. E poi via con il New York. Li facciamo a tempo però se lo facciamo. Ancora. Fai sempre per tempo, così lo attacchiamo. A tempo però, 2, 3, cia. 1, 2, 3, cia. Apro, mana, cia. New York, cia. Ce l'ho? All'indietro adesso. End to end, cia. 1, cia. 2, cia. 3. End to end, cia. 1, cia. 2. L'ultimo con il giro sul secondo, cia. Vai, gira e torna 1. Bravo, questo pezzo va bene, so che lo ricordo. La prima parte ancora voglio vedere. Lì abbiamo qualche difficoltà. Stai su, Brava. Ecco, quando fai così sei messa giusta. Un chilometro ancora fa. Stai lì. 2, 3, cia. 2, 3. No, ma che cia. Pianino. Allora, la prima tu pensa che è una camminata. Cia, indietro, cia, avanti. Una camminata normale. Di cia, quindi hai cia.
carico indietro, cia cia cia, in avanti, soltanto che poi ti giri, devi farlo cosa facendo avanti, dai ancora, 2, 3, cia cia cia, 2, 3, cia cia cia, 2, 3, cia cia cia, cambio, vado, cia cia cia, le mani sul piede, ok, ancora, dai, insistere, esatto, sempre assolutamente con la sinistra le mani, sempre con la sinistra, vai, pianino, 2, 3, cia cia cia, 2, 3, cia cia cia, 2, 3, cia cia cia, ok, porta indietro questo piede, cambia peso, 2, 3, no, cia 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 in avanti col destro, cia cia cia, ale, mana, cia 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 dall'altra parte. Dimmi se non c'è qualche pezzo che non capisce. Dimmi, puoi dire se non hai capito qualche passo. Tu devi andare pianino, perché non c'è ancora. Piano, vai. Pa pa pa, clic, clic, pa pa pa, clic, clic, pa pa pa. Adesso dritto, girato e vai a fare una marcia, davanti di piede, esatto. Giusto. Quello più vicino? Vai. Forza, cambia il peso, inserirti, 2, 3, cia cia cia, 2, 3, cia cia cia, 2, 3, cia cia cia, 2, 3, sinistra e destra, vai in frame, giusto, guarda come sei messo quel ginocchio, io sto schiacciando su entrambi i piedi, quale più deve essere? Io devo essere sempre su una gamba sola, sollevalo. Adesso sei sulla sinistra, non ci devi portare sopra il peso, sennò sarai sempre indecisa. Stai tutta sulla sinistra, ok. Solo appoggiare, cambiare. Adesso su che gamba siamo con il peso? Sulla destra, completamente, però fammi vedere. Ok, quindi si libera la sinistra. Vai sulla sinistra, ok. Cia cia cia. Sinistra. Sinistra, eccolo. Se lo fai piano, senti dove hai il peso, non ti sbagli, perché hai due gambe, quindi non uno e l'altro. Dai, ancora, forza. Tese, bene. 2, 3, cia cia cia. 2, 3, cia cia cia. Sinistra, destra, cia cia cia. Sinistra, destra, cia cia cia. Sinistra, destra, cia cia cia. Vai avanti, Miki, dal mio. Adesso cominciamo a lavorare l'uso delle gambe, quindi poi ti viene fuori dalla testa, non ti pare, puoi fare anche se non vuoi. Vieni qua vicino a me. Allora Michele, facciamo vedere a questa signorina un po' come si usano le gambe nel cia cia cia. Puoi spiegarglielo tu? No, in generale, quando tu fai un passo che sia indietro, laterale, destra, sinistra, e ci porti sopra il peso, le gambe devono essere dritte, ok? Si fa proprio tutto dal ginocchio fino a stenderlo completamente. Quando invece si fa, per esempio nella camminata avanti o dietro lo stesso, il lock step, il passo incrociato, si fa un passo normale, non è questo il momento di incrociare, è un passo normale dritto, cia. Al secondo cia si appoggia vicino, esatto, tenendo la mezza punta, quindi metà piede appoggiato con il bordo interno del piede, esatto. Adesso è la gamba dietro che spinge via la gamba davanti. Esatto, la cosa importante è che non ti devi sedere, cioè non devi andare a piegare troppo quella dietro, insomma questa non arriva più, per quello che sei lenta. Ripetiamo un attimino. Allora, 2, 3, cia, cia, cia. Spingiti avanti con quel piede, fai ancora il lock un attimo, appoggia, senti forza su quella mezza punta, schiacciaci sopra, brava, spingiti avanti, ancora, appoggia, spingi, appoggia, spingi, esatto, se devi andare